Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Un'edizione straordinaria questa per ricordare la figura del Santo Padre di Papa Francesco che ci ha lasciato nel giorno del lunedì dell'Angelo. Abbiamo voluto raccogliere in queste ore alcune voci dalla nostra diocesi, dalla diocesi di Vittorio Veneto, appunto per ricordare il nostro amato Papa Francesco, per portare alcune testimonianze. Andremo quindi a sentire le parole dell'amministratore diocesano, Monsignor Martino Zagonel, a seguire il Vescovo Emerito di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, che ci ha inviato un messaggio dal Brasile, e ancora altri messaggi di alcuni sacerdoti della diocesi. Andremo in Caritas, andremo nel seminario vescovile di Vittorio Veneto per commentare questa triste notizia che ci ha colpito profondamente. Lasciamo spazio alle immagini e alle parole. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! Benedicat Deus, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Monsignor Martino Zagonel, amministratore della diocesi di Vittorio Veneto. È mancato Papa Francesco, quali i suoi sentimenti nel momento in cui ha ricevuto la notizia? Sì, la notizia è arrivata improvvisa, indubbiamente, anche se ovviamente non era così imprevista, del tutto almeno. I sentimenti certamente di dolore e di stupore. Dolore è ovvio, perdiamo un fratello nella fede, un padre nella Chiesa, un uomo che ha testimoniato l'amore misericordioso nelle parole, nei gesti, nei segni, in tutta la sua personalità. Da una parte. Dall'altra lo stupore perché come è avvenuta questa sua morte, questo suo transito alla patria del cielo, è sorprendente. Nel contesto della Settimana Santa, oltretutto da lui ben partecipata, con delle presenze ben scelte, ben significative. Ricordo le visite a San Pietro, soprattutto la visita al carcere di Rebibbia in Roma. E poi il saluto, l'ultimo saluto che ha dato in piazza San Pietro il giorno di Pasqua, di fronte a quella folla immensa. Quel saluto che è stato un gesto, ma soprattutto invocare la benedizione di Dio sull'urbe e sull'orbe, cioè sulla città e sul mondo intero. Dolore e stupore, appunto, per questo motivo. Qual è il tratto distintivo di Papa Francesco che più ricorderà? La sua umanità e il suo coraggio. L'umanità traspariva in tutta la sua persona, nelle parole, nei gesti, negli atteggiamenti, negli incontri, nelle scelte di incontrare questa o quella persona, anche nemici, tra virgolette. Però questa libertà umana di voler incontrare, capire, assumere, servire l'uomo in tutta la sua pienezza. E il coraggio perché ha portato la Chiesa a sporcarsi le mani, a buttarsi nella mischia. Una Chiesa che lui ripeteva deve essere in uscita, deve anche accidentarsi e non chiudersi in se stessa. Questo doppio aspetto della sua personalità, l'umanità e il coraggio. Un Papa Francesco, che si è fatto vicino, prossimo agli ultimi.
certamente ci sono delle immagini stupende da questo punto di vista. La sua attenzione, per esempio, agli immigrati, ai carcerati, alle persone ammalate. Ci sono delle immagini di tenerezza dove Papa Francesco abbraccia, carezza, accoglie, che sono più eloquenti di qualsiasi documento scritto, di qualsiasi parola, anche se anche le sue parole sono state forti, efficaci, in un linguaggio originalissimo e popolare. Ha qualche ricordo personale che la lega al Papa? Ricordo personalissimo no, però ho partecipato a Firenze al convegno della Chiesa italiana e lo ricordo nel suo incedere un po' ondulatorio, cordialissimo, e nel coraggio di proporre alla Chiesa italiana il cammino delle beatitudini. Non poteva essere più efficace in quella circostanza. È giunto il momento per la nostra diocesi di pregare per Papa Francesco. Ovviamente le comunità cristiane sono invitate a raccogliersi in preghiera, la preghiera personale o comunitaria, la più semplice, la preghiera del rosario, ma ancor più la preghiera eucaristica, la messa. Noi convochiamo per domani sera, cioè per mercoledì sera alle ore 20, tutta la diocesi a pregare in cattedrale per fare memoria, per pregare e anche per ringraziare il Signore per questo dono di Francesco. La morte di Papa Francesco è stato certamente un avvenimento che ci ha addolorato profondamente, anche se in qualche modo prima o poi le cose avrebbero potuto prendere questa piega. Speravo che alla luce dei recenti momenti di ripresa le cose potessero mettersi per il meglio, invece purtroppo non è stato così. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo 2 volte in occasione delle 2 visite ad Elimina fatte nel 2013, quando era stato appena nominato Papa, e poi nel 2024 a febbraio, esattamente l'anno scorso, che abbiamo fatto la seconda visita pastorale, e in ambedue le occasioni ne ho ricevuto una grande e positiva impressione di un uomo che aveva una visione davvero lungimirante, sia negli aspetti positivi della vita dell'umanità e della Chiesa, sia negli aspetti più pericolosi e nei rischi che la Chiesa e l'umanità potevano correre. Ricordo che nel 2013 sentii per la prima volta dalle sue labbra l'espressione terza guerra mondiale a pezzi, e mi ha molto colpito, ed è un concetto che poi si è purtroppo realizzato e sta realizzandosi. Io credo che dobbiamo ringraziare davvero il Signore per il dono di questo pontefice e pregare non solo per lui, il suffragio della sua anima, ma anche per la Chiesa, perché chi lo sostituirà possa essere un pontefice che, come tutti gli ultimi papi, hanno saputo guidare la Chiesa con grande sapienza spirituale, con grande determinazione e con la grazia del Pastore Supremo che è Gesù Cristo. Preghiamo dunque per la Chiesa perché possa essere guidata da un pastore che le aiuta a compiere la volontà del Signore. Ho il cuore triste per la mancanza di Papa Francesco, però ringrazio il Signore per il dono che Lui è stato per tutti noi, per la Chiesa e per il mondo intero. E grazie per averci soprattutto richiamato alla verità del Vangelo vissuto nella concretezza della vita. E lui solitamente iniziava i suoi incontri con il buongiorno, con la buonasera, come si è presentato il giorno dell'elezione sulla loggia di San Pietro. Penso che il buongiorno lui lo abbia ricevuto in paradiso, dai tutti quei poveri, quegli ultimi, quegli scartati del mondo, gli infelici che lui ha difeso, aiutato e incoraggiato a vivere.
È stato il Papa della misericordia per tutti e dunque anche della speranza per tutti. È stato il Papa della pace, è stato il Papa che ci ha insegnato a vivere il Vangelo, a scommettere sul Vangelo. E il suo esempio ispiri tutti noi ad agire per la giustizia, per la pace, per l'unità, in nome di quel Cristo nel quale lui ha sempre creduto, sperato e amato. Avendolo visto domenica, giorno di Pasqua, girare per la piazza o comunque essere presente in mezzo a tutte quelle persone, l'impressione mia era che ci fosse un miglioramento anche nelle sue condizioni, come per tanti, insomma. E invece la sorpresa del lunedì dell'Angelo, in cui appunto ci ha salutati proprio alla buon'ora, al mattino presto, come le donne che andavano al sepolcro dopo la morte di Gesù. Quindi un sentimento di sorpresa e quindi con tutto quello che ne consegue un turbinio di pensieri, di ricordi. Ecco, forse anche un'altra cosa che mi ha accomunato ad altri è la nostalgia, cominciare già a essere presi un po' di nostalgia rispetto a come lo abbiamo conosciuto in questi 12 anni, al suo stile, al suo modo di esserci, a tutto quello che lo ha caratterizzato. Qual è il tratto distintivo, se vogliamo, di Papa Francesco? Sarebbero molti, ma quello che mi ha sempre impressionato fin dalla prima sera, e questo vale per tanti, anche questo l'ho sentito ripetere, ma io l'ho sentito in modo particolarmente bello per me, quella semplicità, o chiamiamola anche normalità, con la quale si è presentato fin dalla prima sera, dicendo quel buonasera. Le scarpe per me sono sempre state una caratteristica del suo stile che non mi dispiace definire appunto normale nel senso di quello che la Sacrosanctum Concilium chiama nobile semplicità, sia nella vita di tutti i giorni, fino ad arrivare ai momenti vissuti nella liturgia. Papa Francesco ha sempre mostrato questa nobile semplicità e credo che i tempi di oggi, anche come cristiani inseriti in questo mondo, in questo tempo, in questi tempi veniamo chiamati a questa nobile semplicità. Ecco, la nostra diocesi sta attendendo il nuovo vescovo, ma adesso sta attendendo anche quello che sarà il nuovo Papa. È vero, una situazione un po' strana di non avere sia il vescovo come anche il Papa. Credo che tutto questo stimoli un atteggiamento di attesa, quell'attesa delle cose nuove che il Signore sa scrivere quando anche la storia degli uomini è segnata dalla mancanza, dal dolore, dal lutto, ma il Signore sa scrivere cose buone anche in questi momenti, e dentro questa attesa chiediamo al Signore che ci faccia crescere nella speranza appunto di tutto quello che ci vorrà donare attraverso il nuovo vescovo eletto Riccardo e il nuovo Papa che nei prossimi giorni verrà eletto. La prima reazione, penso, come tante altre persone, è stata quella di una profonda sorpresa e di un grande dolore, un grande dispiacere, perché se ne va un testimone di grande importanza, di grande spessore, Papa Francesco, la cui parola in questo tempo caratterizzato da profondi conflitti e da drammatiche guerre, la cui parola poteva e potrebbe ancora oggi portare invece pace, di cui abbiamo una grandissima necessità e un grandissimo bisogno. Papa Francesco ha puntato moltissimo sulla comunicazione, sui gesti. Certamente è stato un Papa particolarmente efficace per quanto riguarda proprio la comunicazione, estremamente interessanti anche i suoi messaggi per la giornata delle comunicazioni che generalmente si tiene la prima domenica di maggio, grosso modo da quelle parti, e ha invitato tutti coloro i quali si occupano di comunicazione di parlare della realtà e di andare a toccare la realtà. Da questo punto di vista anche tutte le sue riflessioni sul mondo digitale, sull'intelligenza artificiale sono di grande attualità e di grande importanza, perché ci fanno vedere come l'obiettivo finale della comunicazione è la realtà e l'incontro con le persone, la comunicazione tra persone. Credo che questo sia un insegnamento che dovremmo tenere ben presente tutti noi che ci occupiamo di comunicazione. Un tratto del carattere, del pensiero di Papa Francesco che ti ha particolarmente colpito nel corso del suo pontificato? Sì, sono diversi gli aspetti della sua pastorale, del suo modo di porsi che mi hanno colpito, dei suoi messaggi, sono tanti, non sto qui a richiamarli, ma uno in particolare, quell'invito
ad andare verso le periferie, a considerare la Chiesa come un ospedale da campo, credo sia di grande effetto, di grande importanza, perché ci chiede insomma di sporcarci le mani, di non restare fermi, chiusi nei nostri ambienti, nella nostra comfort zone. Ecco, credo che questo messaggio, che personalmente mi colpisce molto perché siamo un po' tutti portati magari a difendersi e a chiuderci nei contesti più tranquilli, questo messaggio facciamo fatica ancora a viverlo, sia io personalmente ma anche come Chiesa. Pertanto credo che questo suo invito a uscire ci provoca e ci provocherà ancora per molto tempo. Don Andrea Forest, direttore di Caritas Diocesana Vittorio Veneto, Papa Francesco, un Papa particolarmente vicino agli ultimi, alle periferie. Sì, ho visto anche i giornali di oggi che intitolano proprio con questa caratteristica Papa Francesco, il Papa degli ultimi. Del resto, fin dai primi momenti del suo pontificato ha sottolineato proprio questa opzione preferenziale per i poveri, che ha anche sottolineato in Evangelii Gaudium, il documento programmatico del suo pontificato. Poi l'abbiamo imparato a riconoscere anche dai numerosi segni che ha posto per evitare la globalizzazione dell'indifferenza, la cultura dello scarto. Ricordiamo anche le sue encicliche Laudato Si, Fratelli Tutti, nelle quali ha sottolineato in modo fondamentale la necessità di ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri e vivere quella fraternità universale della famiglia umana. Insomma, un Papa che ha sottolineato molto questa dimensione di prossimità e l'ha richiamata anche alla Caritas, a Caritas Italiana, in occasione dei 50 anni della sua fondazione nel 2021, dove indicava proprio la via degli ultimi, la via del Vangelo, la via della creatività come modalità di attenzione ai poveri e ai sofferenti di questo tempo. Ecco, attenzione agli ultimi, ma attenzione anche alle tematiche ambientali e alla sostenibilità. Sì, proprio in Laudato Si il Papa conia quell'espressione che oggi a 10 anni di distanza è diventata ormai famosa, l'ecologia integrale, dove dice appunto che siamo tutti parte di una casa comune dove tutto è connesso, e l'acquisizione di Papa Francesco è proprio quella di sottolineare la dimensione fondamentale che lega insieme il creato, i poveri, gli uomini, ogni aspetto della casa comune. Ecologia integrale proprio per questo, perché non è soltanto un ambientalismo, ma è una visione di società, di relazioni che possiamo vivere in modo evangelico, cristiano e per questo profondamente umano, riconoscendo appunto che proprio chi patisce di più la crisi ambientale e anche i problemi sociali sono proprio quei poveri a cui va data la prima attenzione. Papa Francesco vicino anche alle settimane sociali, lo ricordiamo lo scorso anno a Trieste. Sì, Papa Francesco ha assistito a diverse settimane sociali, in particolare il suo impulso, quello dato da Evangelii Gaudium, ne ha accompagnate 3. Quella del 2017 a Cagliari sul lavoro libero, creativo, partecipativo, solidale, quella di Taranto ispirata da Laudato Si nel 2021 proprio sul tema dell'ecologia integrale, e poi l'ultima a Trieste dove è stato anche presente, l'ultima nell'estate scorsa dove eravamo anche noi con la Tenda TV, abbiamo anche alcune istantanee di quegli incontri dove ci ha ricordato al cuore della democrazia il senso della partecipazione per il bene comune. Proprio anche a livello diocesano di settimane sociali, le ultime dalla 20ª edizione in poi le abbiamo proprio dedicate al Magistero di Papa Francesco, così fecondo nell'ambito sociale. Il numero 177 di Evangelii Gaudium ci ricorda che il kerygma, cioè l'annuncio della fede cristiana, ha un contenuto ineludibilmente sociale. E così, proprio ispirandoci a questi suoi documenti fondamentali, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, abbiamo anche pensato le ultime 3 edizioni della settimana sociale diocesana. Qual è il tratto di Papa Francesco che ricorderai con particolare gioia?
Ma io ero presente come tutti, penso, no? Collegati nei vari mezzi di comunicazione quella sera in cui Papa Francesco è stato eletto il 13 marzo 2013 e ci conquistò tutti quella espressione così spontanea: buonasera fratelli e sorelle, buonasera. E già da quelle parole l'idea di un Papa che non sta sopra ma è in mezzo al suo popolo, come poi tante volte lui stesso ha ricordato, il pastore con l'odore delle pecore che sta davanti, in mezzo, dietro al suo popolo, in questa chiesa che è ospedale da campo. Ecco, tutte espressioni che ci dicono quella prossimità che Papa Francesco prima di predicare ha vissuto, cercando di farsi, come titolo del Papa, servo dei servi di Dio, ma non nei titoli altisonanti, quanto piuttosto nel desiderio di una ordinaria quotidianità, ma proprio in quella ordinaria quotidianità in cui nel volto del fratello è possibile incontrare Cristo. Anche le campane del seminario, insieme alle campane della cattedrale e a tutte le campane della diocesi, nella giornata di lunedì hanno voluto rendere omaggio a Papa Francesco. La notizia ci ha lasciati, ci ha presi alla sprovvista, pur se preparati nelle settimane precedenti, però ci ha lasciati così sorpresi, visto che domenica nella Pasqua avevamo avuto il modo di poterlo vedere. Ed era entrato nelle nostre case come tutte le domeniche con l'Angelus, ci aveva salutati, ci aveva donato la sua benedizione ed era così di nuovo in mezzo a noi. Però il Signore gli ha dato la grazia di entrare per sempre nella Pasqua. Anche le campanelle del seminario insieme alla cattedrale ieri hanno suonato, allora così la notizia l'hanno condivisa. Sì, ho pensato che ero in seminario la sera dell'elezione, a poche settimane dall'ordinazione presbiterale, e ho ricordato quelle prime immagini che in quel primo giovedì santo ci aveva donato il pastori con l'odore delle pecore, con l'unzione, l'annuncio del Vangelo si è fatto con l'unzione, si è fatto con gioia. Ecco, ho ricordato quei momenti e l'ho ricondiviso in questo tempo, dopo 12 anni, di nuovo in seminario, con altre responsabilità, però con la grazia di aver avuto in questi anni il suo magistero, le sue parole, i suoi gesti, anche proprio a proposito della cura dei giovani, delle vocazioni, dei preti, ecco, con tanta gratitudine. Allora, un Papa appunto vicino ai giovani e vicino alle vocazioni. Sì, sicuramente c'è stato un sinodo dedicato proprio ai giovani, le vocazioni, il discernimento vocazionale e la loro fede. Tra tutte la Christus Vivit rimane, penso, un testo davvero ricco, che personalmente ho sfruttato varie volte negli incontri, nelle proposte, perché davvero è ricca di messaggi rivolti ai giovani, come poi tutti gli incontri anche delle giornate mondiali della gioventù. Il Papa aveva un linguaggio molto immediato che sapeva catturare nella quotidianità alcuni segni, alcuni gesti, alcune immagini che parlavano. Cristo vive e ti vuole vivo. La vocazione come il regalo di un amico che va accolto, va scoperto con l'intenzione più bella che quell'amico ha di donare qualcosa di bello da condividere a sua volta, a propria volta con gli altri. Oppure quella frase bellissima, quando il Signore dona una vocazione non pensa solo a quello che sei, ma a quello che insieme a Lui e con gli altri potrai diventare. Ecco, penso che rimangano alcune espressioni e parole che Papa Francesco ha lasciato, che possono ancora toccare il cuore dei giovani, e come hanno toccato i nostri, e che insieme al suo esempio fino alla fine possono portare ancora frutto. Don Lorenzo, responsabile della pastorale giovanile, tra poche ore i giovani della diocesi partiranno alla volta di Roma per il giubileo degli adolescenti, una festa che ovviamente avrà un sapore diverso. Sì, certo, gli adolescenti partiranno venerdì mattina. Allora, il programma chiaramente in questa situazione della mancanza del funerale di Papa Francesco, il programma rimarrà uguale. Non ci sarà la beatificazione di Carlo Acutis la domenica, è saltata la festa prevista al Circo Massimo sabato pomeriggio,
E siamo anche in via un po' di ridefinizione di alcuni aspetti, ma la cosa più importante è, penso, poter vivere in questa occasione del Giubileo degli adolescenti anche la preghiera per Papa Francesco, e sicuramente avrà anche questo tenore il nostro pellegrinaggio a Roma, e penso sarà importante appunto pregare per lui, affidarlo al Padre, e anche pregare per la Chiesa in questo momento di passaggio. Un Papa Francesco molto vicino ai giovani, lo ricordiamo in tante occasioni, tra tutte le giornate mondiali della gioventù. Sì, certo, in generale penso un Papa vicino a tutti, è stato ricordato soprattutto agli ultimi, però sicuramente un Papa vicino ai giovani. Pensiamo anche a ciò che ha detto anche attraverso l'enciclica, i suoi scritti. Pensiamo anche alle parole che ha rivolto ai giovani in questi anni. Sicuramente uno sguardo per una Chiesa che possa essere giovane e per i giovani, e questo è chiaramente un annuncio evangelico che Papa Francesco ci ha consegnato e ci ha lasciato. E queste erano le voci dalla diocesi di Vittorio Veneto, voci che abbiamo raccolto per commentare la notizia della morte di Papa Francesco. Lo ricordiamo, un momento di preghiera che unirà tutta la diocesi, avrà luogo mercoledì sera, mercoledì 23 aprile alle ore 20 in cattedrale, con la Santa Messa in suffragio di Papa Francesco, presieduta dall'amministratore diocesano Monsignor Martino Zagonel, che la Tenda TV seguirà in diretta, e poi ovviamente nella mattinata di sabato la lunga diretta per seguire le esequie di Papa Francesco. Grazie a tutti voi per averci seguito, ci lasciamo con alcune immagini tratte dalla GMG di Cracovia, appunto, che ricordano Papa Francesco in occasione della veglia per la Giornata Mondiale della Gioventù. Receive the power from the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Receive the power to be a light unto the world. La paralisi ci fa perdere il gusto di godere dell'incontro, dell'amicizia, il gusto di sognare insieme, di camminare con gli altri. Ma nella vita c'è un'altra paralisi, ancora più pericolosa per i giovani e spesso difficili da identificare, e che ci costa molto riconoscere. Mi piace chiamarla la paralisi che nasce quando si confonde la felicità con un divano, canapa. Sì, credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano, la divano felicità, la canapa scienze, è probabilmente la paralisi silenziosa che ci può rovinare di più, che può rovinare di più la gioventù. Costruire ponti. Sapete qual è il primo ponte da costruire? Un ponte che possiamo realizzare qui e ora, stringerci la mano, darci la mano,
Forza, fatelo adesso. Fate questo ponte umano. Datevi la mano, tutti voi. È il ponte primordiale, è il ponte umano, è il primo, è il modello.